Claudia Sedde, sono la direttrice del GAL Barbagia Mandrulisa Gennargentu. Il progetto I Cammini dello Spirito ha consentito al GAL Nuorese Baronia, in qualità di ente capofila, e ad altri GAL del centro Sardegna, tra cui il GAL BMG che aderisce in qualità di partner, di individuare una serie di punti di interesse a carattere spirituale e religioso nelle nostre comunità, circa 71, e tracciare un itinerario che consentisse a questi territori di collegare dei santuari campestri, principalmente con le cosiddette cumbesias, che a Gavoi vengono chiamati, oggi siamo qua nel santuario campestre di Saitria, Muristenes, che sono comunque dei luoghi molto importanti per le comunità dei nostri territori. Buongiorno, io sono Gian Cristian Melis e mi onoro di essere il presidente del GAL Barbagia Gennargentu Mandrulisai e sono anche il sindaco del comune di Desula. Oggi siamo qui per presentare una delle tante attività del nostro gruppo di azione locale che ha inteso valorizzare sotto diversi profili quelli che sono gli elementi turistici, sociali, ambientali e religiosi dei nostri paesi. Oggi esamineremo il progetto legato ai cosiddetti Cammini dello Spirito, che ricopre tutta una serie di santuari che sono collocati nel nostro territorio. Per il BMG sono stati individuati il santuario di Saitria a Gavoi, la chiesa di San Sebastiano a Teti, il santuario di San Mauro a Sorgono, Gonare a Sarule, San Leone a Tiana e la chiesa di Santa Margherita a Belvì. I primi risultati sono stati appunto la creazione di questo cammino e la descrizione di questi luoghi di interesse, con la realizzazione anche di un opuscolo che racconta appunto questo cammino e questi luoghi di interesse. Attraverso il ripercorrere la religione delle origini, il GAL si candida a essere momento anche di riunione, del riconoscimento di questi santuari che raccontano delle storie, raccontano i nostri paesi attraverso riti ancestrali che poi sono completati anche degli altri riti di tipo civile, che rievocano magari tramandazioni anche di tipo nuragico, come per esempio i canti religiosi, oppure anche le corse a cavallo o le processioni a cavallo. I progetti di cooperazione interterritoriale, come in questo caso, ma più in generale anche quelli transnazionali, permettono ai GAL di rafforzare le proprie strategie di sviluppo, favorire lo scambio di buone pratiche e la diffusione di tutta una serie di competenze, non soltanto a livello di struttura del GAL BMG, ma anche e soprattutto a livello di operatori del settore turistico, agroalimentare, artigianale, dei territori coinvolti e di altri territori, principalmente europei. Le principali azioni di questo progetto sono state intanto la mappatura e l'individuazione di questi punti di interesse, di questi luoghi, che sono stati raccontati anche con una ricerca di tipo storico-culturale molto scrupolosa e molto approfondita, e poi grazie anche al supporto di un geografo è stato tracciato un cammino che unisce tutti questi punti di interesse, tutte queste chiese, tutti questi santuari campestri. In questo mondo variegato, dove magari sembra che tanto sia in crisi anche le discussioni fra i tipi di religione, la religione di per sé, in un momento in cui spesso e volentieri si cerca anche un poco la fuga da quello che è il trascendentale, nei nostri territori si recupera quello che è la conoscenza antica, la concretizzazione di gesti e preghiere tramandati con tutta una serie di comportamenti che poi diventano tradizione. Ecco, su questo profilo intendiamo valorizzare questi aspetti anche per proporli a un pubblico sempre più vasto. Auspichiamo che un giorno possa diventare un cammino famoso come quello di Santiago, come quello di Santa Barbara. Ovviamente però dobbiamo lavorarci, perché è importante coinvolgere e formare le comunità, gli operatori economici, gli operatori turistici e anche ovviamente le istituzioni, e fare in modo che in questi territori sviluppino ancora di più forme di turismo esperienziale e sostenibile basati sulla lentezza, sulla conoscenza, sulla cultura e soprattutto sul senso di appartenenza delle comunità di questi luoghi.